Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi guardiamo un'altra partita per il match del titolo mondiale tra Carlsen e Nepomniachtchi, o meglio tra Nepomniachtchi da bianco contro Carlsen. Sarà una partita clamorosa dove uno dei due contendenti si farà intrappolare un pezzo, ovvero un errore che capita davvero molto molto poco a questi livelli. Prima di iniziare vorrei ricordarvi un bellissimo evento, il torneo a tempo lungo totalmente online che sarà organizzato da Matto Scacco e si svolgerà appunto su internet il 26 e il 27 dicembre. Chi vuole iscriversi è benvenuto e troverà i dettagli nella descrizione del video. Speriamo che veniate numerosi. Detto questo, iniziamo con la partita. Nepomniachtchi deve vincere. Ormai, come avevo previsto, come tutti sapevano che Carlsen era favorito, come dicevamo, Carlsen avrebbe vinto qualche partita continuando a esplorare le debolezze di Nepomniachtchi nella difesa russa e nella catalana. Espresso un gioco superiore, Nepomniachtchi si trova con meno 2 punti, deve per forza vincere, deve per forza squilibrare, anche se Nepomniachtchi è un giocatore da 1,4 che si è preparato molto bene la spagnola, non è mai riuscito a scalfire la preparazione di Magnus e quindi in questa partita Nepomniachtchi gioca C4, mossa eseguita dall'ospite d'onore del giorno che è Pranganda, non so se l'ho pronunciato bene, un giovane indiano, giovanissimo indiano di 12 anni, fortissimo, che è già 2600. E infatti Carsten aveva sorriso quando ha visto la mossa C4, non si sa se stava sorridendo per salutare appunto il ragazzino oppure se in realtà gli faceva ridere proprio C4, ovvero che Nepomniachtchi aveva dovuto appunto abbandonare la sua strategia principale e trovare altre vie per sorprenderlo. Comunque Carlsen gioca E6, G3, D5. A questo punto Nepomniachtchi vuole appunto giocare il fianchetto e così continua, e il nero ha tante mosse per giocare e sceglie appunto una delle alternative più ambiziose che è D4. Il nero prende spazio, vuole giocare un sistema, diciamo, dove il bianco appunto ha ceduto il centro. Il nero probabilmente cercherà di spingere anche il pedone 6 in E5. Il nero è già mezzo tempo in meno perché è nero e in più dovrà giocare 6 e 5, quindi il nero prende il centro in cambio dello sviluppo. È un trade-off importante. Diciamo che è un'apertura rischiosa per il nero e ciò dovrebbe favorire leggermente il bianco. Nepomniachtchi gioca molto bene, cerca delle sue chance, cavallo F3, cavallo C6, arrocco, alfiere C5, D3, cavallo F6, il bianco gioca cavallo B D2 e a questo punto, dopo cavallo B D2, il nero gioca A5. A5 è un'altra mossa interessante perché diciamo che uno dei piani tipici del bianco è giocare A3, B4 e quindi prima o poi A5 è una mossa utile perché ritarda le espansioni del bianco nell'ala di donna. Dopo cavallo B3 l'alfiere torna in E7, a questo punto il bianco gioca E3 per attaccare il punto più avanzato del nero. Il nero non ha altra scelta che catturare in E3. Perché il nero non ha altra scelta che catturare in E3? Perché c'è troppa pressione appunto contro il suo schieramento. Dopo alfiere per E3, appunto se no il bianco prende mine 4, no? Dopo di per E3, alfiere per E3, cavallo G4, vuole creare problemi all'alfiere. A questo punto il nero ha una posizione molto interessante, perché diciamo che il bianco torna con l'alfiere in una posizione passiva e nero riesce magari a giocare E5, a giocare alfiere F6, a prendere il controllo di D4, arroccare. Questo pedone potrebbe essere un pedone arretrato. Quindi
Nepo, mi chiamerò con questo soprannome per non sbagliare la pronuncia, gioca in modo aggressivo, gioca alfiere C5, in modo che in caso di cambio il cavallo occupa questa forte casella, questa attiva casella che sarebbe molto fastidiosa per il nero perché fa pressione appunto contro l'ala di donna nemica. Arrocco D4, quindi il pedone avanza e avanzando questo pedone è sempre un possibile bersaglio, ma ci sono anche molti vantaggi perché occupa molto spazio, questi pedoni centrali tolgono spazio al nero. Il nero gioca a 4, qual è l'idea di A4? Allontanare il cavallo, per esempio su cavallo di 2 il nero prende in C5 distruggendo la struttura pedonale del bianco. Dopo quindi il bianco cambia gli alfieri in modo intermedio, donna per E7 e il cavallo occupa la casella in C5 dove fa pressione contro B7 contro lo stesso pedone in A4. Ecco, a questo punto sembra che ovviamente poi analizzando la partita a posteriore è tutto molto più facile. Sembra che Carlsen abbia giocato una buona mossa che però non è la migliore, almeno secondo i più potenti computer. Il pedone in A4 è sotto attacco e Carlsen decise di salvarlo con A3. In realtà qua era molto più forte colpire il centro del bianco con E5 con l'idea di minare il pedone in D4 inchiodandolo, catturandolo o spingere ulteriormente appunto in E4. A questo punto, se il bianco cattura in E5 perde il cavallo in C5, anche in caso di cavallo per E5 il nero vince, perché poi il cavallo in C5 rimane in presa. Se il bianco cattura in A4, il nero gioca E4 e c'è un attacco potentissimo, perché per esempio il cavallo non ha grandi caselle, per esempio su cavallo K4, G5 e il cavallo del bianco non ha mobilità. Diciamo che è ciò che poi è successo con un alfiere di uno dei due giocatori. Il cavallo non ha caselle perché non ha dove ritirarsi su F5, alfiere perde, il bianco perde. Su cavallo di 2 E3 è devastante, minaccia il cavallo, minaccia di prendere in F2 in caso di F per E3, donna per E3, scacco, colpendo il re, colpendo il pedone in D4, e quindi il nero potrebbe prendere in D4, potrebbe giocare cavallo F2 con guadagno della qualità, perché se il bianco giocasse re G1, a parte la donna in presa, ci sarebbe il famoso matto dell'affogato, dove il nero vincerebbe. Quindi le conseguenze sarebbero fatali su cavallo E1 e 3, altrettanto devastante perché si minaccia F per E2 e per F2, su F per E3, donna per E3, nero vince comunque perché poi può seguire perlomeno cavallo F2 o la presa in D4 e in caso di una mossa come F3 o F4 segue E2 e il nero vince. Quindi cavallo per A4 non avrebbe funzionato per questi motivi, questo controgioco 4 e 3, in caso di torre 1 che inchioda il pedone, il nero gioca donna B4 con attacco simultaneo sui due cavalli e il nero vince perché il bianco non può salvare entrambi i cavalli contemporaneamente. Quindi questa sarebbe stata una difesa indiretta contro i 4, una difesa un po' complessa. Ovviamente il bianco avrebbe potuto giocare torre 1, dopo torre di 8 la partita sarebbe molto tesa, ma il nero ha una posizione molto attiva e accettabile. C'è una certa pressione su D4 che adesso è inchiodato. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Che Carlsen giocò a 3, e qua Nepomniachtchi che ha commesso un errore, non lo dico io ma lo dice lui appunto, perché lui ha detto di aver giocato B per A3, che in generale mantiene una posizione buona, ma è un errore dal punto di vista del costo dell'opportunità mancata. B4 sarebbe stata devastante. Perché B4? Perché vuole creare una pressione dirompente nell'ala di donna, magari con B5. In caso di cavallo per B4 avrebbe potuto seguire torre B1. Su cavallo per A2 il cavallo è intrappolato. Qua assistiamo sempre a problemi di pezzi che non hanno mobilità, il cavallo non ha dove scappare. E su cavallo C6, cavallo per B7, dal bianco un chiaro vantaggio perché cade il pedone in B7, il pedone in C7 è una debolezza, lo sarà anche il pedone in A3, il bianco sta molto meglio.
In caso di B6, torre per B4, B per C, sembra che il bianco debba doppiarsi i pedoni, ma no, il bianco gioca torre B5 per prendere il pedone, dopodiché il bianco avrà i pedoni perfetti, il nero una struttura disunita, per esempio su una mossa qualsiasi, no? Che il nero non fa H6, ma una mossa qualsiasi, torre per C5, il bianco ha una struttura molto migliore, una posizione, ora il bianco può continuare con H3, cavallo I5 con un chiaro vantaggio, e se in caso di E per D4, dove sembra che il nero abbia un pedone in più, in realtà il bianco vince per molteplici motivi, come la minaccia su A8, la minaccia su G4, il fatto che se la torre si sposta per esempio in A7 può seguire un doppio. Quindi diciamo che B4 sarebbe stata fastidiosissima e di fatto se Nepomniachtchi avesse continuato a giocare così bene l'apertura sarebbe stata azzeccata. Ah, è ovvio che ovviamente questi giocatori che sanno appunto tutta la teoria così nelle posizioni più tipiche, dove si allenano direttamente con i motori, sanno tutte le mosse a memoria, giocano in modo perfetto. Qui giocano molto molto bene, ovviamente giocano benissimo, benissimo, però commettono più errori che nelle posizioni così dire standard. Quindi B per A3, giocò Neppo senza pressare troppo, torre D8. A questo punto sì, Carlsen ha dato il pedone, il bianco e i pedoni doppiati, non c'è fretta di recuperarlo subito perché questi pedoni sono molto deboli. Ora si minaccia il pedone, cavallo B3, ora il cavallo torna in F6 perché in G4 non faceva molto, torre 1, e alla fine il nero prende il pedone, donna E2. H6 facendo un buco per il re può essere sempre utile in un futuro per evitare possibili matti del corridoio. H4 per prendere spazio nell'ala di re. Nepomniachtchi pensava di avere una posizione di dominio, invece Carlsen gioca alfiere D7 per mettere l'alfiere in E8 dove sostiene il punto F7, lo consolida, le due torri sono collegate e Carlsen sta meglio e diciamo rispetto, cioè non sta meglio rispetto al bianco, ma sta meglio rispetto prima, sta migliorando un poco a poco la sua posizione. In caso, ora il bianco non può aggredire il nero con cavallo C5 perché, perché ci sarebbe una combinazione che si chiama l'eliminazione del difensore, no? Il cavallo in C5 difeso dal pedone in D4, cavallo per D, permetterebbe al nero di sbarazzarsi, cavallo per D con attacco sulla donna, quindi mosse intermedie non ce ne sono perché poi il nero fa la sua di mossa intermedia. Andiamo cavallo per donna per il nero sta meglio. Il bianco quindi gioca cavallo E5, ma dopo alfiere 8 il nero è solido, il nero difende F7, quindi sacrifici in F7 per prendere in E6 non ci sono perché l'alfiere prende, l'alfiere difende C6, il nero regge. Donna E3, donna B4, torre B1 per attaccare sulla colonna B, a questo punto Carlsen gioca cavallo per, di per e cavallo G4, e Carlsen diciamo che qua era molto tranquillo, ma dopo donna E1, punto esclamativo, campione del mondo, pensò di aver commesso un errore e di essere sotto pressione. Perché? Perché dopo donna per E1, perché ok, bisogna cambiare le donne, ora vediamo perché. Dopo donna per E1 e torre per E1, perché in caso di donna per C4 appunto c'è il problema di sempre. Qua il problema di questa partita sono i pezzi senza mobilità. Il cavallo non a caso, il cavallo cade e dopo donna per E1, torre per E1, ora il bianco ha una doppia minaccia, alfiere per B7 e F3. Per esempio se nero difende il pedone in B7, F3, ops, e il nero perde il cavallo. E qua vediamo la mentalità appunto del campione del mondo. Carlsen ci racconta che dopo essere entrato in questa posizione era molto era scioccato, però ci mise molto poco a riprendersi dal suo shock. Cercò di valutare la posizione in modo obiettivo e capì che era pari. Qua giocò H5, più importante è salvare il cavallo, e dopo alfiere per B7, torre A4, a questo punto la posizione è pari. Perché la posizione è pari? Perché il bianco non ha modo di sostenere il pedone. Se il bianco perde il pedone, la posizione sarà probabilmente patta. Allora, difendere il pedone con la torre perde a 2 con parità. Difendere il pedone con questa torre permette cavallo per E5 e C4 continua a essere debole e il nero sta addirittura meglio.
Il bianco avrebbe dovuto accontentarsi della parità, ma il Paoniaccio ha bisogno di giocare la mossa più ambiziosa e gioca C5, in modo da spingere il pedone, con l'idea di spingere il pedone fino in C6. Nepo pensava che Carsten avrebbe dovuto giocare alfiere B5 come mossa unica, e gli sarebbe stato meglio, ma ahimè la mossa che pone virtualmente fine a questo match per il campionato del mondo, che è virtualmente finito, adesso che con un vantaggio decisivo il nero potrà facilmente portarsi a casa la vittoria. Questa mossa è C6. Non capita tutti i giorni a questi livelli di prendere un pezzo, ma a volte i nervi, le emozioni giocano brutti scherzi. Dopo C6 l'alfiere è ingabbiato e non c'è modo per salvarlo. E Carlsen ha detto che ha anche un po' di fortuna, che statisticamente capita molto poco, proprio oggi è successo. Ma a volte capitano queste cose, anche Kramnik una volta non ha visto matto in una partita contro Fritz, non ha visto matto in una finché non gliel'ha dato, e Nepomniachtchi non ha visto C6 finché non è stata giocata, ora l'alfiere è ingabbiato. Se si prova a supportare l'alfiere viene comunque intrappolato e il nero vince. Qui notare una cosa, quando avevo detto che prima spingendo il pedone H il nero si era creato un buco per il re, vorrei far vedere una cosa, se diciamo la lungimiranza di spingere il pedone H, se il bianco qua giocasse un tatticismo di questo tipo, grazie al fatto che il pedone H è stato spinto, non esiste il matto del corridoio, no? Proprio perché la casa in H7 è libera. Ok, però ok, questo si nota a posteriori, prima non si poteva sapere. Comunque questo alfiere è intrappolato. A questo punto Nepo gioca F3, il cavallo non è intrappolato, torre E4 provando a cambiare la torre, no grazie, torre B4, torre B8, l'alfiere cade, supportarlo con il cavallo non serve perché anche il cavallo cadrebbe, il bianco prova a cercare controgioco con il pedone A, ma ahimè non serve, torre B6, per provare, perché torre per e A5 il pedone non va da nessuna parte, verrà presto accerchiato dai pezzi neri. Non so, su A6 anche, per dire anche alfiere D7, alfiere C8, no? Tra le altre cose, o portare il re o il cavallo. Torre V6 ha trovato Nepo e dopo torre per A per, torre per e cavallo C5 il bianco cerca controgioco con il pedone A, ma questo controgioco è destinato a fallire. Cavallo F5 centralizzando il cavallo, A5 torre B8, A6, questo cavallo sembra pericoloso, ma cavallo per G3. Il nero vuole mangiare tutti i pedoni. A questo punto su A7 torre A8 il bianco non ha manovre per appoggiare, per supportare il pedone, perché su torre B1 il pedone cade immediatamente. Su cavallo 6 per cavallo C7 il cavallo chiude la colonna e torre per A7 vince, e idem su cavallo A4 torre per A7 vince. Quindi il bianco gioca cavallo A4 con che idea? Con l'idea che ora per esempio torre A8 sarebbe un errore perché seguirebbe cavallo B6, su torre A7 seguirebbe cavallo C8 e si può continuare a disturbare la torre, no? All'infinito, perché se la torre si sposta poi il pedone va a donna. Ma ohimè per Nepomniachtchi C5 due punti esclamativi attivando l'alfiere che potrà controllare la casa di promozione. A7 torre di 8, a questo punto su cavallo B6 il bianco potrà promuovere e recuperare il pezzo, ma nel frattempo l'ala di re è collassata, quindi il nero qua ha catturato il pedone A, ha già vari pedoni, il nero gioca cavallo F5 con l'idea di giocare cavallo per H4, cavallo per F3 o torre D5, quindi in questa posizione dove il nero ha un 2, 3, 4, 5, ha due pedoni in più, i pedoni bianchi cadono, tutti 1 a 1, il nero ha una facile vittoria quantomeno per Carlsen. Dopo torre di 8, Nepo provò a giocare cavallo per C5 minacciando 8, ma dopo alfiere C6 con l'idea di bloccare il pedone Nepomniachtchi di controllare la promozione, Nepomniachtchi fu costretto ad abbandonare. Si minaccia F3, si minaccia di prendere H4, di prendere tutto, e il bianco non ha compenso per il pezzo. Quindi incredibile, una partita incredibile, piena di tensione, una scelta dell'apertura azzeccata perché Nepomniachtchi ha complicato tutto, avrebbe potuto vincere, ma
ahimè, diciamo, il match sarebbe riaperto e diciamo non tifo per nessuno, io tifo per il buon gioco, ma quindi tifo per chi vince, no? Che così non si sbaglia mai. No, comunque, a parte gli scherzi, da, diciamo, da tifoso, no? E del buon gioco, se in caso di vittoria di Nepomniachtchi il match si sarebbe riaperto, probabilmente Carlsen sarebbe stato molto favorito, ma le partite sarebbero state molto combattute. Ora invece la faccenda è virtualmente finita. Qua penso proprio che Carlsen sarà il campione del mondo. Speriamo che comunque i contendenti giocheranno al meglio, che ci sarà ancora molto spettacolo e chissà che il match non si riapra. Spero che questa partita vi sia piaciuta, grazie mille e speriamo di vederci prossimamente. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!